Sono le 8, buongiorno Sicilia, anche oggi pronti a raccontarvi tanti fatti di queste giornate, delle ultime 24 ore, attraverso questa prima parte, in un consueto ping pong tra ciò che i telegiornali vi hanno mostrato e quello invece che oggi troverete sui giornali. Per cui do subito il buongiorno a Lorena. Grazie Roberta, buongiorno anche ai nostri telespettatori, tra poco andremo a dare un'occhiata appunto ai quotidiani. E allora Lorena Dolci naturalmente tra poco per la lettura dei quotidiani. Iniziamo subito con quella che è stata una delle notizie che vi abbiamo raccontato ieri sera, ovvero è stato chiesto il rinvio a giudizio per l'assessore al turismo della regione siciliana Elvira Amata, lo ricordiamo, accusata di corruzione dopo le recenti inchieste. Oggi l'opposizione presenta una mozione di sfiducia a Schifani, ma sentiamo il servizio. Avrebbe concesso un contributo da 30.000 euro ad una manifestazione su Donne, Economia e Potere in cambio dell'assunzione e dell'alloggio per il nipote da settembre 2023 a marzo 2024. Con l'accusa di corruzione la Procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per l'assessore al turismo della regione siciliana Elvira Amata e per l'imprenditrice Marcella Cannariato. L'inchiesta è un filone dell'indagine iniziata con lo scandalo della mostra milionaria a Cannes, che ha poi portato a un'altra indagine sul presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e ad altri due filoni diversi sul turismo, uno dei quali adesso arriva davanti al GIP Walter Tortorici, che ha convocato l'udienza per decidere il prossimo 13 di gennaio. Ma nell'attesa che la giustizia faccia il suo corso, la richiesta è già un'altra tegola sul governo e la regione. Attaccano le opposizioni. Il presidente mette alla porta adesso anche Fratelli d'Italia, togliendo gli assessori dalla giunta come fatto con quelli della Democrazia Cristiana, dice il capogruppo 5 Stelle Antonio De Luca. Schifani si dimetta e liberi la Sicilia da questa cappa, chiede invece ancora una volta il segretario del PD Anthony Barbagallo, mentre Ismaele Lavardera parla dell'ennesimo schiaffo ai siciliani per bene. Intanto domattina le opposizioni all'Ars tutte insieme presenteranno la mozione di sfiducia al governo della regione, annunciata alla fine della scorsa settimana dopo il ritiro in convento proprio di PD, 5 Stelle e Controcorrente. Una mozione che comunque non ha voti sufficienti per riuscire e già è stata criticata anche da Cateno De Luca, che l'ha tacciata come ipocrita. E allora acque insomma tempestose direi alla regione, una nuova tegola, l'abbiamo sentito dal nostro pezzo. Cosa si legge sui giornali oggi, Lorena? Sì, questa vicenda la andiamo a leggere sul quotidiano La Repubblica. L'assunzione del nipote in cambio di contributi, i PM chiedono appunto che l'assessore Elvira Amata, assessore al turismo, venga processata. Qual è l'accusa? È accusata di avere stipulato un patto corruttivo con l'imprenditrice Cannariato. L'udienza preliminare il 13 gennaio l'abbiamo sentita e ci sono anche stralci di intercettazioni. L'imprenditrice Marcella Cannariato rassicurava la Amata: tuo nipote lo metto sotto la mia ala, e l'assessore al turismo Amata ringraziava per l'assunzione del giovane nella sua società. Meraviglioso amore, ti voglio bene. Per la Procura di Palermo la prova della corruzione è appunto in questa sequenza di intercettazioni fatte dalla Guardia di Finanza il 12 luglio del 2023 nell'ufficio di Marcella Cannariato, moglie del patron di Sicily Bycar Tommaso Dragotto. C'erano la portavoce del presidente dell'Ars Galvagno e Sabrina De Capitani, l'assessore Amata, per discutere appunto di una cosa che stava molto a cuore all'imprenditrice: un finanziamento di 30.000 euro per un evento organizzato dalla Fondazione Bellisario, di cui Cannariato è rappresentante per la Sicilia. Il 14 luglio l'imprenditrice annunciava all'assessora, e quindi si intuisce questo scambio, l'assunzione del nipote. Quando vuoi venire a metà settembre, va bene a metà settembre, se vuoi lavorare a mezza giornata, lavori pure mezza giornata. E questo adesso è il materiale che dovrà al centro della richiesta del GIP, della decisione del GIP, che dovrà decidere appunto sul processo. Allora, un altro tema che certamente ritroveremo fra poco sulla carta stampata e sui giornali è il tema dell'ennesimo no dalla Corte dei Conti al ponte. Dopo la bocciatura ovviamente della delibera CIPES arriva anche il no alla convenzione per avviare l'opera con un Salvini assolutamente tranquillo. Sentiamo.
Per la Stretto di Messina era una decisione prevedibile, collegata al primo no che la Corte dei Conti ha dato lo scorso mese al progetto sul ponte sullo Stretto approvato dal CIPES. Per Ino Ponte la conferma che quel progetto non va bene. Non sono mancate le reazioni al mancato visto di legittimità che la magistratura contabile ha ufficializzato sul terzo atto aggiuntivo, quello che regola i rapporti tra il Ministero dei Trasporti e la Stretto di Messina. La Corte dei Conti non fa altro che assolvere al proprio compito, ad assolvere alla propria funzione, verificando le carte, leggendo le carte, non può fare altro che dare questi no, che non sono un no preconcetto, sono dei no valutati sulla base di aspetti giuridici e tecnici. La Stretto di Messina ha convocato un CDA per il 25 novembre, anche il ministro Matteo Salvini conferma di essere determinato ad andare avanti, una fiducia che non manca nemmeno tra i leghisti messinesi. Noi continuiamo a credere nel fatto che il ponte sia un'opera nevralgica per tutta la Sicilia, non soltanto per la nostra città. Confidiamo nel fatto che il progetto andrà avanti e che nel lavoro del nostro ministro Matteo Salvini. Per Messina cambia poco al momento, il comune sta lavorando al piano regolatore con la previsione del ponte. Credo che sia in una fase in cui bisogna attendere e comprendere quali sono i passi successivi rispetto a un'opera che, per quanto riguarda il Comune di Messina, contiene anche tante opere anticipate che sono state presentate e che sono legate al grande impalcato. Anche al PRG di Messina che ha dovuto cambiare? Sì, il piano regolatore generale è in una fase di stand-by rispetto a una visione che è sempre stata portata avanti senza il ponte. Questo, l'ho detto, non è un mistero, e che dovesse andare avanti questo iter, dovesse concludersi, deve essere rivisto rispetto a questa progettazione. E allora, che cosa si dice? Insomma, il ministro è estremamente sereno, questo insomma è un mood che si ripete. Sì. Da decenni ormai, ma non litigano soltanto i politici, come ci spiega e ci racconta la Gazzetta del Sud. A litigare sono anche gli scienziati, si scontrano appunto sul ponte. Ieri c'è stato un convegno in Senato, in particolare sulla resistenza ai terremoti, e sono arrivati pareri opposti fra gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, disaccordi pure su spostamento coste e difesa dei venti. C'è stata appunto battaglia ieri in Senato in un incontro organizzato dalla senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha buttato sul tavolo questo interrogativo fondamentale, e cioè: il ponte potrebbe resistere a un terremoto come quello dell'Aquila o al peggiore scenario immaginabile? E qui, come abbiamo detto, anche gli scienziati si dividono. Per Carlo Doglioni, che è già quindi un ex presidente dell'INGV, lo Stretto di Messina è un'area nella quale non si possono escludere eventi sismici di magnitudo maggiore di 7, perché ci sono 3 sistemi di faglia, quelle dello Stretto, di Scilla e di Capopeloro, quindi bisognerebbe proseguire gli studi e perfezionare il progetto. Dentro lo stesso INGV la pensa all'opposto un altro appunto esperto, Gianluca Valenzise, che dice: non abbiamo evidenza storica di terremoti molto forti in questa zona e ci sono limiti fisici che la faglia dello Stretto possa generare terremoti più forti. Anzi, nel convegno è stato evidenziato che esistono faglie attive minori sul fondo dello Stretto, sopra la porzione più superficiale della faglia che ha generato il terremoto del 1908, e che la presunta faglia di Cannitello non è una faglia attiva ma un terrazzo marino. Insomma, entriamo nel dettaglio di queste faglie. Quanto alla campata unica, considerato che il fondale non consente di posare più piloni, e questa è la grande innovazione del ponte, è comprovata dall'impalcato che garantisce la stabilità aerodinamica, che è un punto di grande innovazione. Nessuna criticità sulla struttura per quanto riguarda i venti è stata espressa da Giorgio Diana, direttore della Galleria del Vento, ma anche qui ci sono i 2 pareri. Ha chiesto cautele Mario De Miranda, progettista di ponti, che ha ribadito le critiche più volte espresse al progetto. È opportuno riesaminarlo, fare tutte le prove e vedere i risultati. Quindi litigano i politici, ma litigano su questa opera anche gli scienziati. Allora, un'altra tematica importante, ci ritroviamo a parlare di emergenza rifiuti, e per questo noi andiamo a Caltanissetta con Rita Cinardi. È stata sospesa la raccolta del vetro, sature anche le piattaforme per la plastica.
La Sicilia si trova ad affrontare una nuova emergenza ambientale. Il sistema di raccolta differenziata è in crisi. A Caltanissetta il vetro non viene più ritirato, nelle piattaforme per la plastica invece non c'è più spazio e sullo sfondo l'allarme lanciato dal sindaco di Misterbianco, il quale nei giorni scorsi ha dichiarato che senza una regia locale e regionale il sistema potrebbe collassare. A Caltanissetta la raccolta porta a porta del vetro è sospesa. Dasti, l'azienda che gestisce la raccolta, ha avvisato gli utenti che il servizio non potrà essere effettuato a causa del mancato ritiro di questa frazione da parte del Consorzio Recupero Vetro dalle rispettive piattaforme di riferimento. Ma non è solo il vetro a creare tensioni. La SRR Ato 3 Caltanissetta Provincia Nord ha diramato un proprio comunicato drammatico. La crisi regionale interessa anche la plastica raccolta tramite la differenziata. Secondo la SRR diversi impianti hanno chiuso o sospeso i conferimenti. Il motivo: le aree di stoccaggio sono piene e il Consorzio Corepla, che gestisce parte del riciclo degli imballaggi in plastica, ha bloccato i ritiri. Il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana ha convocato un incontro tecnico istituzionale il 19 novembre al quale parteciperà la SRR Ato 3 per cercare soluzioni condivise e temporanee per gestire questa emergenza. A lanciare l'allarme con tono ancora più grave è il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, che definisce il sistema plastica regionale al collasso. Corsaro chiede alla Regione Siciliana di attivare una cabina di regia operativa anche nel weekend se necessario per evitare il precipitare della situazione. E dunque oggi una riunione importante, no Lorena? Non è già emergenza, poco ci manca. Come vediamo su Repubblica, molti degli impianti siciliani di stoccaggio già adesso non accettano più la plastica proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni. Nelle prossime settimane il rischio è che appunto ci sia una vera e propria emergenza. Nell'Agrigentino, quindi vi abbiamo raccontato Caltanissetta, ma nell'Agrigentino già da una settimana gli impianti non accettano le ecoballe. Il tema, spiega in una PEC indirizzata ai sindaci l'impianto di tutela ambiente, è legato alla mancanza di domanda da parte degli acquirenti della materia prima. Quindi vedete come il tema è complicato perché c'è tutta una filiera. Insomma, arriva troppa plastica dai paesi dell'est e le strutture che si occupano di riciclarla hanno minori ricavi dalla differenziata dei comuni. Per dirla con le parole del presidente dell'Anci Sicilia Paolo Amenta, un colpo di tosse della Cina ha travolto i comuni siciliani. Non va meglio altrove, una delle piattaforme operanti nell'area industriale di Catania ha fatto rilevare il raggiungimento dei limiti di guardia. Denuncia il Partito Democratico all'ARS, con una quantità di circa 420 tonnellate stoccate nei propri piazzali e non ritirate, quindi davvero siamo sull'orlo dell'emergenza. E adesso vi proponiamo un servizio che racconta di una tematica che, devo dire, ci ritroviamo ad affrontare praticamente tutti i giorni, quella di una violenza nell'ambito delle mura familiari. Ieri a Partinico, quindi siamo nel Palermitano, la notizia di questo giovane di 20 anni che ha voluto in qualche modo fare vendetta da solo rispetto all'ipotesi che il nonno di 70 anni abusasse la sorellina di 13. Sentiamo. Aveva l'atroce sospetto che il nonno avesse abusato della sorellina di 13 anni e quindi si è presentato in casa dell'anziano minacciandolo con una pistola a giocattolo prima di essere neutralizzato dai poliziotti con un taser. Momenti di alta tensione a Partinico, in provincia di Palermo, dove la polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni accusato di minacce, resistenza, danneggiamento e violazione di domicilio. Contestualmente sono state avviate le indagini sul familiare, un settantenne che, stando al racconto di una ragazzina tredicenne, avrebbe adottato ripetutamente dei comportamenti morbosi nei suoi confronti. A chiamare il 112 sarebbero stati alcuni vicini, segnalando cosa stava accadendo nell'abitazione del nonno, dove al momento dell'irruzione del ventenne c'era anche la sorella minore. Il ragazzo poi, finito in manette, è venuto a conoscenza delle attenzioni che il settantenne avrebbe riservato alla giovane e avrebbe deciso di farsi giustizia da sé. Così ha raggiunto l'abitazione nella zona delle case popolari di Partinico, sfondando la porta e scagliandosi contro il familiare. Una storia che intreccia disperazione e degrado. La polizia sta cercando di verificare le accuse mosse dal nipote e accertare se realmente c'è stata violenza sessuale nei confronti della ragazzina. Tra le persone sentite anche la madre della tredicenne, alla quale avrebbe raccontato ciò che avrebbe fatto il nonno in alcune occasioni in cui si sarebbero trovati da soli. Allora, davvero una storia terribile, ma è soltanto una delle tante. La dimostrazione arriva subito
dai giornali, vero Lorena? Sì, tra le 4 mura domestiche sono spesso scenario di violenza e in questo caso che vi leggiamo c'è la droga. Dammi i soldi o ti do fuoco, arrestato per violenze alla madre, è successo questa volta a Catania, pur di farsi dare dalla madre i soldi per acquistare le dosi necessarie l'avrebbe minacciata di darle fuoco. Protagonista è stato un pluripregiudicato catanese di 44 anni che è stato arrestato dopo la richiesta di aiuto avanzata dalla donna che è riuscita appunto a contattare le forze dell'ordine. E allora, riprendiamo la linea solo per un attimo, stavo dando un'occhiata insomma a quelli che sono eventuali aggiornamenti che arrivano dalle agenzie, nulla da segnalare al momento, dunque Lorena puoi continuare a raccontarci cosa la stampa appunto regionale ci dice su quelle che sono le notizie più importanti di oggi. Allora andiamo subito a vedere la prima pagina dei quotidiani regionali, partiamo dal quotidiano di Catania alla Sicilia, sorvoliamo sulle notizie nazionali, c'è appunto la lite fra scienziati che abbiamo appena letto, ridare 1,5 miliardi a Sicilia e Calabria, la richiesta del PD, e poi Sicilia, capitale delle rinnovabili, ma ora servono nuove regole e la sintesi del forum di Legambiente su fotovoltaico ed eolico. E poi c'è il caso di Palermo, stadio, le ombre sulla concessione e pasticci nascosti in una clausola. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo, in prima pagina ovviamente ancora la richiesta di rinvio a giudizio per l'assessore Amata, finiti gli interrogatori sul caso Cuffaro, la richiesta di rinvio a giudizio per l'assessore Amata, a giorni la decisione su Galvagno, la corruzione alla regione nel mirino dei PM di Palermo, insomma la sintesi, un'inchiesta dopo l'altra. E poi, come abbiamo letto, allarme plastica, sospeso lo smaltimento dei rifiuti. E vediamo più in basso invece la lezione di Carmen Consoli che ha parlato a tutto tondo in un liceo di Palermo. Giornale di Sicilia, Schifani non scarica l'Amata, ha chiesto il processo per l'assessore, ma Schifani distingue diverso dal caso della DC coinvolta nell'inchiesta sul comitato d'affari al cui vertice c'era Cuffaro. La Gazzetta del Sud, corruzione, anche qui troviamo la notizia del giorno, chiesto il rinvio a giudizio dell'assessore Amata, e poi nella finanziaria regionale aumento degli stipendi per i precari, ma la coperta è troppo corta. Andiamo adesso un po' nel dettaglio. La Procura di Palermo ha chiesto rinvio a giudizio anche per Marcella Cannariato, moglie di Tommaso Dragotto. Vi abbiamo un po' accennato alla vicenda. Per gli inquirenti Amata avrebbe favorito la manifestazione Donne, Economia e Potere organizzata dalla Fondazione Marisa Bellisario, di cui era rappresentante appunto la Cannariato. Ci sono alcune intercettazioni che descrivono il legame personale fra le due, quando a proposito di una delle case messe a disposizione Amata risponde: perfetto, sei un tesoro. Insomma, la partita di scambio riguardava l'assunzione del nipote. Infatti in un'altra intercettazione diceva: il nipote dell'assessore ha iniziato oggi a lavorare nel mio ufficio, quindi tu vuoi che non mi approvino una cosa del genere, ma va là. E quindi chiaramente era l'oggetto dello scambio. Schifani insomma è assediato dalle inchieste. Che cosa fa? Regala un codice d'aula ai deputati. Tutti i partiti del centrodestra sono coinvolti dalle indagini, il governatore teme il tonfo dell'Arse sulla manovra. Andiamo avanti, c'è qui un'intervista all'ex procuratore di Palermo in antimafia, ricostruisce quel periodo storico, parliamo delle stragi del 92, indicando il discorso a casa professa, una sorta di testamento dato da Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci e poco prima di essere ucciso anche lui, quale movente primario. Cosa ha detto Caselli all'antimafia? Borsellino non fu ucciso per l'indagine su mafia e appalti, o perlomeno non fu ucciso solo per quello, cancellando con un colpo di spugna le sentenze già passate in giudicato che hanno riconosciuto appunto in quell'indagine uno dei moventi che hanno portato all'eccidio del giudice Borsellino il 19 luglio del 92. L'ex magistrato ha ripercorso quel periodo sottolineando che la moglie Agnese non abbia mai fatto cenno al rapporto mafia e appalti, nonostante fosse depositaria dei più delicati segreti del marito.
Secondo Caselli è scontata la pericolosità di Borsellino nella valutazione di Cosa Nostra, ma è ragionevole escludere che il dossier sugli appalti sia stato la causa, men che mai esclusiva, della sua eliminazione. Piuttosto l'ex procuratore Caselli ha indicato come momento cruciale l'intervento di Borsellino a casa Professa. Quella, dice, fu una bomba per i mafiosi che ascoltavano una bomba pronta a scoppiare, da lì l'ordine di Brusca: non uccidere Mannino ma Borsellino. E adesso andiamo a vedere che cosa succede a Catania. Siamo nelle pagine dedicate appunto alla città del quotidiano La Sicilia. A Sant'Agata, la festa della patrona di Catania, l'arcivescovo Renna azzera i circoli e le associazioni. Circoli e associazioni sono stati commissariati, azzerati. Renna ha firmato un provvedimento che resterà nella storia della festa di Sant'Agata, una decisione di assoluta discontinuità e taglio con il passato, destinata a far discutere. Il commissariamento è partito da qualche giorno, il 1° novembre, è stato nominato come coordinatore il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti. La notizia è rimasta ben custodita, ma adesso è stata confermata ed è stata ufficializzata da una missiva inviata appunto a tutti i vari circoli e associazioni. Renna si rivolge ai fratelli e alle sorelle dei circoli agatini ricordando che aveva già manifestato il desiderio di ricominciare, ma nessuno si aspettava una scelta così radicale, anche se alcune associazioni sono già state affidate a un commissario da alcuni mesi. Davvero un intervento radicale, diciamo, che creerà sicuramente varie reazioni. E poi torniamo ad occuparci del rogo alle ciminiere. Confesercenti manifesta apprezzamento per le prime mosse dell'amministrazione comunale, ma chiede una riunione tecnica con gli operatori di settore per superare le emergenze legate al dopo rogo. La prima indicazione è di reperire le risorse, si parla di 40 più 17 milioni per riqualificare l'intera area. E poi torniamo a Palermo, vandalismi, rifiuti, abbandono, il degrado a 2 passi dal Massimo, dal Teatro Massimo. Residenti e commercianti chiedono il recupero di piazzetta stabile, il comune promette interventi entro un mese. E poi c'è la vicenda di cronaca di cui ci siamo occupati a lunghi, la ragazza Simona Cinà morta in piscina durante una festa di laurea. Che cosa emerge dagli ultimi dettagli? Nessuno dei ragazzi presenti alla festa si è presentato nello studio dell'avvocato Antonio Ingroia, legale della famiglia della 21enne. L'ex procuratore aggiunto ne voleva sentire 4, gli amici più stretti di Simona, nell'ambito delle indagini difensive che sta facendo su richiesta della famiglia. Me lo aspettavo, i familiari mi avevano preannunciato che dopo i funerali anche gli amici più stretti non si sono più fatti sentire. Mi dispiace, volevo evitare di dover chiedere al pubblico ministero la richiesta di un incontro, era tenuto a presentarsi. E con questa notizia ci fermiamo, ti restituisco la linea. Beh, io direi che guardiamo insieme come procede il traffico cittadino, Lorena, grazie alle telecamere che ogni giorno vi proponiamo, e subito andiamo su una via Vincenzo Giuffrida che quest'oggi mi sembra particolarmente congestionata in ingresso in città, ma anche, devo dire, in uscita. E poi andiamo a vedere il nostro, lo continuiamo a chiamare il tondo Gioeni, e così ci accorgiamo che qui insomma le cose a quest'ora sono praticamente un po' fotocopia di tutti i giorni, quindi un traffico veicolare piuttosto persistente. E vediamo adesso, rientriamo naturalmente, vediamo adesso quella che poi è la visuale della circonvallazione. Ecco, eccolo qua. Lorena, sì, perché già la minaccia di pioggia, qualche goccia, tutti quelli che usano il mezzo e 2 ruote optano per la macchina, quindi sicuramente il traffico si congestiona di più degli altri giorni di sole. Ecco. E questo significa che con quel tipo di flusso in direzione Mister Bianco per percorrere 500 metri ci vuole veramente tantissimo tempo, nulla cambia, diciamo, ogni giorno. E adesso andiamo invece a vedere che cosa succede sull'Etna. Vediamo un po'. Arriviamo, vi mostriamo l'Etna con le nuvole. Etna di cui abbiamo parlato, è vero Lorena, in questi giorni proprio. Sì.
per una serie di scosse che sono state legate proprio al movimento del vulcano, così come ci ha confermato anche l'INGV, un po' sorvegliato da questo punto di vista. Scosse molto lievi però ripetute, e quindi che sicuramente hanno creato allarme. Poi le si è legate all'Etna, alla faglia, insomma è tutto un sistema comunque che dialoga e quindi è difficile capire, però c'è stata sicuramente un po' di allarme. E adesso la cartolina, devo dire, meno come dire, chiara del solito dell'Etna, vista invece da Taormina. Allora, grazie alla nostra regia, noi ci fermiamo per una pausa brevissima. Lorena Dolci riprende fiato e ritorna con il seguito della rassegna stampa tra poco. Tornati in studio per Buongiorno Sicilia, è pronta Lorena Dolci per la seconda parte della rassegna stampa. Sì, questa è la parte dedicata alla lettura dei quotidiani nazionali, dominati oggi dallo scontro, chi scrive attacco, sicuramente alta tensione fra il governo e il Quirinale, dopo la denuncia di una sorta di complotto da parte del staff e del capo dello Stato, che però denuncia come ridicola questa ricostruzione. Lo andiamo a vedere intanto su Repubblica, che parla appunto di attacco al Quirinale. Che cosa è successo? Che Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha detto c'è un complotto contro Meloni da un consigliere di Mattarella. Lo stupore della Presidenza della Repubblica, che dice dà credito a ricostruzioni ridicole che erano state pubblicate da un giornale. Stesso attacco per il Corriere della Sera, scontro tra Fratelli d'Italia e Quirinale. Il capogruppo appunto Bignami dice c'è un consigliere del Presidente contro di noi, l'opposizione chiede che la Premier vada in aula. Il Colle, le parole di Bignami, la reazione è di stupore, Meloni non fa nessun riferimento a Mattarella. E vediamo qui il capo dello Stato che agita il Mattarello in questa vignetta di Giannelli. E poi andiamo a vedere la prima pagina della Stampa, anche qua attacco al Quirinale, Meloni tace, Fratelli d'Italia rilancia la voce di un complotto contro la Premier, il Colle replica, si sconfina nel ridicolo. Ma andando invece agli esteri, vediamo che sulle prime pagine di tutte e tre i principali quotidiani nazionali spicca anche una foto di Trump in diverse situazioni. Qui vediamo che punta il dito contro una reporter e le dice stai zitta ciccione, Donald e l'arroganza del potere. La giornalista che chiedeva del caso Epstein è stata appunto insultata. E poi lo vediamo anche qui, invece torniamo a inquadrare il Corriere della Sera, lo vediamo invece insieme a Bin Salman, il principe ereditario saudita, con il quale c'è stato un incontro evidentemente per fare affari. Ma andiamo adesso nel dettaglio di questo sorta di complotto denunciato da Fratelli d'Italia. Bignami chiedo di smentire le frasi del consigliere. Il Quirinale replica è una ricostruzione che sconfina nel ridicolo, l'opposizione dice è inaccettabile. Insomma, si sta consumando uno scontro tra il partito della Premier e il Quirinale. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che è vicinissima alla Meloni, letto l'articolo pubblicato sulla Verità che ipotizza un complotto del Colle per fermare Giorgia Meloni, fa suo l'allarme e lancia un clamoroso alto là. Confidiamo in una smentita senza indugio, una reprimenda nei confronti del Colle che provoca la reazione irritata e dura del Quirinale, che esprime stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia che sembra dar credito ad un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando appunto nel ridicolo. Alta tensione, l'abbiamo detto qui, lo stupore del capo dello Stato, un attacco incomprensibile. Esclusa l'ipotesi delle dimissioni di Garofani, che sarebbe il consigliere appunto diciamo su cui pesano i sospetti, e che è segretario del Consiglio Supremo di Difesa. Insomma, comunque ha al meglio una serie di veleni. Andiamo adesso agli esteri. Kiev denuncia lanciati razzi USA in territorio russo, c'è il pressing per il rimpasto, è la prima volta che viene ammesso l'utilizzo di questi razzi. Intanto Zelensky in Turchia vede Witkoff, che è appunto l'emissario degli Stati Uniti.
Intanto Trump, insomma, ha a che fare con le sue polemiche interne. Ha dato il via libera ai suoi uomini di votare per la divulgazione dei famosi Epstein File, i file relativi a questo faccendiere pedofilo che potrebbero vedere il coinvolgimento di Trump. Il titolo è Epstein, l'ora della verità. Camera e Senato, dopo il via libera, forse a prescindere, approvano la pubblicazione dei file del finanziere pedofilo. Trump è tranquillo, dice nulla da nascondere, ma poi insulta una reporter, dimostrando insomma tutto il suo sessismo, il suo comunque il linguaggio sessista, gli dice zitta cicciona. E questo per dire il rispetto di Trump per le donne. Evitiamo i commenti, ma sarebbero superflui. Trump poi ieri ha incontrato anche il principe saudita Bin Salman, non sapeva di Khashoggi rispetto ai diritti umani. Chi è Khashoggi? È un giornalista che è stato ucciso evidentemente dai servizi segreti sauditi. Lui dice: dovendo scegliere fra la difesa dei diritti umani e la democrazia oppure gli affari e la sua visione, Donald Trump non ha dubbi. Lo ha dimostrato incontrando il principe ereditario Mohammed bin Salman quando ha minacciato di togliere la licenza alla ABC perché la sua corrispondente si era permessa di fare domande sull'omicidio del giornalista appunto Khashoggi e sui documenti segreti del caso Epstein. Vediamo cosa c'è sul tavolo di questi due potenti della terra. Una joint venture. Il principe ha annunciato che il suo paese è disposto a investire 1.000 miliardi di dollari nell'economia americana, e poi ci sono contratti per la difesa, ma anche contratti per l'high tech e l'energia, in particolare per l'intelligenza artificiale. Veniamo adesso, torniamo in Italia, alla cronaca, lo schianto delle SUV in cui è morto un ragazzo. Ci sono 2 indagati, il giovane accusato di guidare in realtà non era al volante, ha soltanto soccorso gli amici. E poi quest'altra tragedia, donna in mare trovata morta e a casa c'era senza vita il figlio di 8 anni accoltellato. Sembra quasi la replica della tragedia che è successa qualche giorno fa. La donna si chiamava Naia Minniti, originaria di Polistena. È stato l'ex marito da cui la donna era separata a sporgere denuncia di scomparsa. Sono scattate le ricerche. Prima il SUB ha trovato il corpo della donna in mare, poi appunto la disperata corsa alla ricerca del figlio della coppia e il tragico ritrovamento del bambino a casa. I carabinieri per tutta la notte hanno cercato di ricostruire l'accaduto. Una prima ipotesi shock è che la donna abbia ucciso e accoltellato il figlio e poi si sia tolta la vita, ma è una scoperta shock, ma in realtà da mesi la giovane mamma aveva accusato segni di forte fragilità e più volte aveva minacciato il proposito di togliersi la vita, e quindi non del tutto inaspettata. E poi c'è quest'altra vicenda davvero scioccante che arriva da Milano. Studente pestato dalla baby gang resterà valido per 50 euro, la somma che questa gang lo voleva derubare. Il ragazzo, 22 anni, frequenta l'Università Bocconi, è stato aggredito da 3 minori, 17enni e 2 18enni, tutti arrestati, che fra l'altro sono stati registrati mentre parlavano nella sala d'attesa della questura e cercavano di concordare delle versioni di comodo o addirittura una fuga, sapendo di essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Andiamo avanti, questa è la storia del bambino che abbiamo già letto. Bimba, muore le dimissioni, siamo nel Bellunese, i PM indagano sulla pediatria, e quindi ancora cronaca. E poi, per dare un'occhiata alla borsa, si teme la bolla, cioè che esploda gli affari sull'intelligenza artificiale. La ISPA vende i mercati, tonfo delle borse, grande fuga dal Bitcoin, e sono grandi finanziari che hanno adesso paura. Poi c'è il caso, torniamo ad occuparci del caso delle gemelle
Kessler, che erano malate, per loro non era più un'esistenza degna. Parla il responsabile dell'Associazione per il suicidio assistito, rispettata la legge. Le gemelle avevano più volte detto a familiari e conoscenti: non vogliamo finire in una casa di riposo, 90 anni sono già tanti. Ci siamo divertiti un sacco, avevano detto in un'intervista, ed ecco quello che c'è dietro questa decisione. Mia sorella e io abbiamo avuto la grande fortuna di poter fare tutto da sole, anche se purtroppo non abbiamo più l'energia e la forza di un tempo. Penso che 90 anni in generale siano abbastanza e già molte. Diverse persone anziane hanno bisogno di aiuto e assistenza. Chi vorrebbe finire in una casa di riposo o diventare un caso da assistere? Io direi noi, sicuramente no. E per questo la scelta del suicidio assistito. Ci fermiamo qua, a te Roberta. Grazie Lorena, che ritroveremo più tardi. Adesso c'è una pausa e poi avremo il nostro primo ospite. Arriverà il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, per una tematica davvero poco edificante: troppe saracinesche abbassate, soprattutto nel centro delle città. Tra poco. Buongiorno Sicilia, dopo la rassegna stampa, dopo la tanta informazione, le ultime 24 ore, apriamo la porta a Pietro Agen, che è presidente di Confcommercio Catania. Buongiorno Presidente. Io vi racconto insomma un po' come ho accolto il Presidente. Ho detto avrei voluto parlare con il Presidente Agen di cose più edificanti, invece purtroppo oggi parliamo di troppe saracinesche abbassate, di desertificazione di luoghi che invece avrebbero dovuto pullulare di attività, di bellezza, ma anche di sicurezza. Che succede, Presidente? Ma succede quello che era prevedibile succedesse. Innanzitutto c'è un concorrente pauroso che gioca fra l'altro in situazione di vantaggio, ed è la vendita online, che paga le tasse magari in Irlanda o in altri stati con tassazione molto più bassa, e che fa una concorrenza a mio parere sleale. Ecco. Noi avevamo paura dei grandi centri commerciali, dei supermercati, sì, hanno danneggiato, ma il vero nemico oggi è diventato l'online, che sta desertificando le città. A questo si aggiungono una serie di errori del passato e anche del presente. Non si è pensato a una Catania centrale vivace, si è pensato più che altro a uno sviluppo diffuso, indifferenziato e senza guide. Le realtà è che le città vanno guidate. Faccio un esempio concreto: il centro storico di Catania, che dovrebbe essere un mix di offerta di ristorazione, di bar e di negozi, sta diventando sempre più un centro di sola ristorazione. Io la paragono a Bucarest, che non è certo un bel esempio. Perché? Perché non si è fatto quello che si sarebbe dovuto fare, ovvero creare dei grandi parcheggi ai confini dell'area pedonalizzata. Né hanno risolto il problema le stazioni della fermata della metropolitana, perché anche qui abbiamo fatto una metropolitana piuttosto bella, perlomeno questo primo asse, poi vedremo il resto. Ma non ci sono parcheggi vicino alle stazioni. Allora, se noi vogliamo impedire che la gente alla mattina scenda con migliaia di macchine a Catania, dovremmo finire i parcheggi nelle stazioni. Escluso Nesi, ma non c'è nulla. Quindi insomma i problemi sono parecchi, mi sembra di capire. Lei sta parlando della città di Catania, il dato che preoccupa è un dato nazionale, ma restiamo sulla città di Catania, Presidente. Catania a mio parere è anche peggio. Peggio, perché? Perché Catania si porta dietro questi errori storici, ovvero Catania non ha un'area semicentrale di grandi parcheggi. Io paragono a Monaco di Baviera. Monaco di Baviera si arriva nella zona pedonalizzata tranquillamente in auto, con una serie di parcheggi numerati da buoni tedeschi. Si parte da P32 e si arriva a P1. Quando si è a P1 si scende dalla macchina e si è in quel meraviglioso centro storico con la chiesa con le due torri, dove si passeggia, dove si fa shopping. A Catania questo è tecnicamente impossibile, di giorno e di notte. È una lotta selvaggia per cercare un metro di parcheggio. Se poi per caso qualche parcheggio c'è, e qui mi viene da sorridere ma ci sarebbe da piangere,
Dopo esattamente 2 mesi questi parcheggi vengono occupati da rivenditori di tutti i tipi, furgoni, camion, chioschi. Faccio l'esempio che vivo ogni giorno, a Piazza 2 Maggio, la zona nord c'erano una cinquantina di parcheggi. Oggi ci sono 3 pullman di ristorazione, 3 camion di ristorazione, un camion pescheria, un chiosco e anche un piccolo camion pasticceria e furgone pasticceria. Questo è sviluppo? A mio parere questa è follia, ecco. Sì, perché pensando di andare a fare, anche solo a guardare, no? Shopping, ma anche a guardare, a passeggiare le nostre meravigliose vie del centro, poi uno pensa, ma dove la metto la macchina? E allora cosa faccio? Viro e vado al centro commerciale dove parcheggio senza problemi. Ma la differenza la fa la P di parcheggi, questa è la verità di fondo. Mentre la creazione, e qui sposo l'idea di Sangalli, alcune aree abbandonate, alcune strutture abbandonate, possono essere riutilizzate. Ad esempio, perché non pensare ai parcheggi multipiano? Abbiamo completamente delle zone con delle case a un piano, i bassi, semi abbandonati, e facciamo un'opera di risanamento, creiamo dei multipiano parcheggi sopra terra, sottoterra, dove vogliamo, ma permettiamo di arrivare in modo semplice al centro a farsi una passeggiata, un parcheggio, perché altrimenti è veramente difficile. Io penso di andare a fare 2 passi in Corso Italia o in Via Etnea, ma il primo problema è dove lascio la macchina. Dove lascio l'auto? Senta, poi dove la lascio, spesso, come mi è successo, ecco, trovo qualche problema. No, li trovo senza fari io, se trovo la macchina. Allora, il parcheggio. E poi, spesso si dice, vabbè, c'è un problema di costi, no? C'è un problema di costi che andrebbero forse anche calmierati. Anche poi... qui si potrebbe intervenire, un esempio per tutti, si potrebbe prevedere un'estensione della tassazione agevolata per chi affitta a prezzi standardizzati, si potrebbero prevedere esenzioni IMU per zone particolari del centro storico se destinate a determinate attività, cioè dare una serie di fattori che favoriscano un reinserimento al centro, perché la cosa incredibile è che a fronte di un turismo, seppure povero, che a Catania si sta sviluppando, non abbiamo nemmeno una gran nascita dei cosiddetti negozi turistici. Oh, no, tra l'altro le dico, la invito a guardare anche le nostre immagini, no? Poco fa c'era un fiorire di cartelli con vendesi, affittasi, anche quei vendesi e affittasi non è che abbiano poi tanta speranza di essere venduti o affittati, perché stiamo parlando, adesso ci siamo spostati naturalmente, ma poco fa c'erano solo saracinesche abbassate con cartelli di vendesi e affittasi, resteranno così, perché se il problema no, è che si chiude perché non si può più sostenere l'attività, non so chi si mette lì a rilevare. Temo di sì, teniamo conto che se ne sono andate anche le banche. Le banche erano un attrattivo, oggi facciamo le pratiche online e quindi non abbiamo più motivo nemmeno di fare quei 200 metri, 500 metri per arrivare alla banca. E d'altra parte, guardi, un fatto che ci deve far pensare, tengono molto meglio i paesi. C'è ancora i piccoli paesi, lei va da Nicolosi o a Zafferana e vedrà che almeno le 2 strade centrali sono ancora completamente con presenze di bar, di ristoranti, sì, ma anche di negozi, anche se qui avvertiamo le prime crisi. Anche a Catania alcuni quartieri tengono meglio. Ecco. Io prima citavo Picanello. Picanello è diventato una specie di cittadina all'interno della città. Troviamo i negozi di ortofrutta, troviamo anche quell'animazione della vita di paese che, ecco, a Catania si è persa. Ma senta, il modello Picanello che lei sta citando non è replicabile in qualche modo? Me lo auguro, perché potremmo avere il modello San Cristoforo, San Cristoforo con una rigenerazione urbana. Però tutto questo richiede degli investimenti, ecco, delle scelte. Che noi abbiamo fatto una battaglia recentemente per spingere ad esempio la Camera di Commercio a comprare le aree che ci sono al centro di Viale Mario Rapisardi, nella zona di Scibali, per fare un grande parco urbano. Un parco urbano diventerebbe un polo di attrazione e poi il parco urbano dovrebbe essere
collegata a un parcheggio per 1 migliaio di auto, quindi risolverebbe 2 problemi contemporaneamente, un reinserimento del verde vivibile e contemporaneamente un'area parcheggi che favorirebbe poi anche una rinascita di alcune attività che oggi si vanno perdendo. Senta, a lei si rivolgono ovviamente i consociati, le persone che vivono questa grandissima difficoltà. Hanno ancora speranza di ritornare a fare il lavoro che hanno amato, il lavoro per il quale hanno magari impiantato la loro esistenza? Allora, i giovani sempre meno purtroppo, perché è un lavoro di grandi sacrifici, questo lo dobbiamo dire, lo era anche ieri, lo è di più oggi, cioè l'orario di un commerciante purtroppo comincia all'alba e finisce dopo il tramonto e senza interruzioni. Però queste cose si fanno molto spesso per passione, no? I giovani sempre meno, e non è una critica rivolta ai giovani, i giovani scelgono di avere una vita più libera, per godere un po' più. Se qualcuno una volta mi ha detto voi avete vissuto solo in funzione del lavoro, aveva ragione. Noi abbiamo vissuto per lavorare, probabilmente il post guerra ci aveva dato questo stimolo. Oggi questo stimolo c'è in parte nelle donne, molto meno negli uomini. Ah sì? Assolutamente, le donne sono, io vedo nelle donne di oggi gli uomini del dopoguerra. Quindi che cosa fa la differenza, è la Presidente? La voglia di arrivare, la disponibilità al sacrificio. Ecco, c'è più forza. Sì, c'è più forza. Noi lo vediamo nelle selezioni del personale. Io lo dico così con un attimo di tristezza per il mio genere, però le donne sono nettamente superiori. Insomma, una marcia in più. Ma nella mia organizzazione c'è una donna la direttrice, la maggioranza dei dipendenti sono donna e un motivo ci sarà. Senta Presidente, poi ricordiamo una cosa, siamo quasi in chiusura, non ci dobbiamo dimenticare che laddove c'è un fermento di attività commerciali c'è anche più sicurezza. Assolutamente sì, c'è sicurezza, c'è vita, c'è anche una risposta ai problemi di una popolazione che sta brutalmente invecchiando, cioè siamo un popolo di vecchi ormai, qui pensiamo quali problemi avranno. Lei prima diceva i centri commerciali hanno i parcheggi. Ma per l'anziano comincia a diventare un problema arrivarci in macchina. Il negozio sotto casa è il una negozio ricchezza. Sotto casa era una risposta, ma era anche, mi permetta di dirlo, un momento di vita. Si scambiavano le 4 parole, ci si confrontava. Oggi il negozio è un muro dove si arriva alla cassa, si paga. Oggi ci sono anche le casse elettroniche, quindi non c'è nemmeno più il momento del pagamento. Per gli anziani sta diventando sempre più difficile. Ecco che un centro cittadino, vivibile, utilizzabile, con una presenza anche di anziani, potrebbe diventare una risposta seria. Dobbiamo pensare anche qui, si pensa molto ai villaggi degli anziani, si potrebbe pensare anche ai palazzi degli anziani che poi darebbero anche il motivo di nascere. Chiediamoci perché Viale Mario Rapisardi è oggi forse l'area con più negozi di tutta Catania. Beh, perché ci sono 7-8 grandi edifici abitati da una media borghesia, gente per bene, e i negozi tengono ancora. Tengono ancora, quindi insomma qualche area della città da questo punto di vista Chiazza, a macchia di leopardo. Salva, a macchia di leopardo. Ultimo punto, il prossimo step, noi parliamo, noi denunciamo, noi raccontiamo, da voi che avete per primi dato questo allarme, che cosa c'è in cantiere, cosa volete fare? Ma noi vogliamo chiedere, partiamo dalle amministrazioni comunali perché sono il centro di potere più vicino. Noi pensiamo che la città debba essere ripensata, quindi un momento di attenzione. Io dico sempre che una buona amministrazione prima deve programmare, poi deve fare. Non sono di quelli che dicono i primi 100 giorni sono decisivi, lo trovo molto sciocco. Nei primi 100 giorni si fanno errori, non si fanno cose. Allora prima dobbiamo pensare cosa vogliamo fare di questa città, programmare alcuni grandi interventi, poi sulla base della programmazione agire. Questa città ha bisogno di verde, non ne ha, diffuso, non basta la Villa Bellini, ha bisogno di parcheggi, ha bisogno di trasporti urbani che dai parcheggi permettano di arrivare nei vari luoghi. Ecco, queste sono le
le 3 cose più importanti per Catania, a parte poi la lotta ai grandi problemi come gli allagamenti, l'idrogeologico e altro, ma quelli li darei per scontati. Grazie Presidente, Grazie buon a lei. lavoro naturalmente. Grazie. Noi andiamo in pausa, ma solo per dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Torniamo tra un attimo. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Torneranno ampie schiarite al centro-nord nella giornata di mercoledì, da segnalare solo un aumento della copertura nuvolosa in serata sul nord-ovest e sulla Toscana. Residua variabilità invece sulle regioni meridionali peninsulari. Sulla Sicilia torneranno ampi spazi soleggiati, il tempo infatti sarà in miglioramento, salvo per qualche residuo occasionale piovasco sul Messinese, ma anche qui poi graduale tendenza a miglioramento. Venti sostenuti con mari infatti localmente mossi e temperature massime intorno ai 19-20 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole, si farà sentire ancora un po' di vento ma solo sulle coste meridionali, con mari infatti qui mossi, deboli o regime di brezza invece altrove, con mari infatti che risulteranno in prevalenza poco mossi. Le temperature massime inoltre guadagneranno qualche grado, con punte fino ai 21-22 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo. E siamo tornati dopo le previsioni del tempo. Do il buongiorno e il ben trovato ad Alessandro Amaro, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Catania. Buongiorno architetto. Allora, di che parliamo oggi? Parliamo di una ferita profonda, di una ferita dolorosa che è stata per i tecnici della città di Catania, quindi ingegneri, architetti, tutte le persone, no, che hanno visto nelle ciminiere come dire, un'opera davvero straordinaria, un'opera nata con un profondo senso di innovazione in quel momento, ma lo è stato per tutti i cittadini. L'incendio ha creato delle ferite, è così? Sì, dobbiamo dire che è successo questo incendio, questo incidente, capiremo poi quali sono state le dinamiche che hanno portato a questo evento, sicuramente in una area di Catania che è un simbolo perché non è andato tutto distrutto e quindi il centro feristico ancora è lì, esiste. E che rappresenta un pezzo di architettura contemporanea e di recupero e di rigenerazione della vecchia zona industriale delle raffinerie di zolfo, che era ormai archeologia industriale, quindi un intervento di architettura contemporanea all'interno di un edificio di archeologia industriale che dal punto di vista delle normative praticamente è un edificio anche ope legis vincolato, avendo superato i 70 anni. Un'opera dell'architetto Giacomo Leone che ha dato un grande respiro a quell'area, che però poi nel suo percorso di utilizzo che non è stato mai utilizzato al massimo di quelle che sono le potenzialità che ha questo progetto, questo intervento che era visto dall'architetto Leone come un luogo dove deve essere vissuto di giorno, di notte, un luogo aperto, senza recinzione, e dove ci devono essere attività culturali sia pubbliche che private, quindi come se fosse un borgo. Anche perché ricordiamolo, non solo fieristico ma anche museale. Certo, fieristico, museale, aveva molte funzioni anche di ristoranti, perché erano previsti anche tutti questi servizi all'interno del progetto, però poi la gestione è stata un po' più ridotta rispetto a quello che erano le potenzialità. È ovvio che questo incendio ci colpisce perché ovviamente è andato distrutto una parte dell'elemento simbolo poi del progetto, questo ciotolo che, come lo chiamava l'architetto Leone, questo cutuliscio, sì. Lui proprio la forma l'ha presa da un sasso che lui raccolse, difatti nel plastico ci ha messo proprio un ciotolo e quella forma poi l'ampliò per fare le 2 sale. Dalle notizie che abbiamo, ieri c'è stato questo incontro all'ordine, c'è stato anche confermato che in realtà non si è distrutto tutto l'intera struttura, la sala che al piano terra di 600 posti è integra, intatta, non si è bruciato nulla. Quindi l'incendio è intervenuto solo sulla copertura lignea e ovviamente sulla sala, quella più grande, su tutti gli arredi eccetera. Quindi che
ha subito un danno e non una distruzione totale. Attualmente, tranne quella parte, il centro fieristico è aperto, quindi si può, si può fruire delle altre zone, così ci hanno detto ieri i funzionari della città metropolitana che erano presenti. C'era anche il sindaco Trantino ieri durante questo nostro incontro, che è stato molto interessante, dove si è discusso di quale può essere l'ipotesi e il tipo di intervento da fare per questa attività. Allora, lei ha citato il sindaco, che poi insomma è stato colui il quale ha fatto un chiamo a tutta la politica ovviamente che conta della nostra della città di Catania. È stato presente Nello Musumeci, c'era Valeria Sudano, c'era l'ex sindaco Salvo Pogliese, parlamentare, c'era ancora Salvo Marco, insomma tante figure politiche istituzionali che contano per cercare in qualche modo di capire dove prendiamo questi 17 milioni e mezzo di euro che servono per ritornare a uno splendore. Non sarà facile, per cui è necessario fare ciò che gli architetti dicono un rethinking, cioè, ovvero un ripensamento anche di questa struttura, anche in relazione a quelle che potranno essere le difficoltà, no, della ricostruzione. Ma il sindaco della città metropolitana, anche il sindaco di Catania, già ieri ci ha detto che sono stati reperiti dei fondi, già c'è stato un intervento sulla finanziaria con una richiesta ulteriore di somme, che sarebbe intervenuto anche con il Presidente della Regione per vedere quale parte possa essere da loro. Visto il tipo di danno che c'è stato, questi 17 milioni potrebbero essere anche forse un po' meno, però questo va valutato nel momento in cui ci sarà un progetto esecutivo. Va fatto prima anche una valutazione della parte che è rimasta integra, se dal punto di vista strutturale poi effettivamente vanno fatte delle prove, delle indagini per capire se poi il fuoco ha intaccato o meno le strutture, e poi va verificato anche se a seguito delle nuove normative vanno adeguate anche dal punto di vista sismico, perché ricordiamoci che il progetto degli anni 90, l'attuale normativa è un po' diversa, ma questo non credo sia un problema. Io credo che i fondi si possono trovare come si sono trovati per tanti altri incendi e per tante altre cose che sono successe in Italia, e credo che anche lì la Regione debba intervenire, perché credo che sia un elemento importante della città di Catania. Su come intervenire in questo incontro ieri sono stata tutta una serie di interventi. Diciamo che l'ipotesi che è emersa più forte è quella di ricostruire e riproporre la stessa forma, ovviamente poi all'interno impiantistica ovviamente più moderna rispetto a quella di 30 anni fa, sistemi antincendio insomma adeguati alle nuove normative, certo. Però l'idea di riavere la configurazione esterna del ciotolo, quella è stata l'ipotesi più pensata, perché poi in realtà se noi guardiamo l'intero complesso delle ciminiere, qualcuno ha fatto l'esempio della macchina, se tu hai un incidente, si è rotto il paraurti, non cambi tutta la macchina, ma ripari il paraurti. Si è bruciato una parte delle ciminiere, una parte di un elemento delle ciminiere, non rifai tutto, o tutto nuovo. Sarebbe stato così probabilmente nel caso in cui si fosse proprio bruciato l'intero complesso. Allora a quel punto, se la macchina è distrutta, la compri nuova, se il complesso è distrutto lo rifai nuovo. Qui è da guardare come un incidente, e essendo anche un edificio, diciamo teoricamente, come qualcuno ha detto anche ieri, che riguarda anche un intervento su un edificio che ha più di 70 anni, diciamo è come se fai un intervento di restauro, certo. E quindi di ricostruire, riconfigurare, e anche l'idea che ha avuto e che ci ha espresso l'architetto Marcello Leone, fratello dell'architetto Giacomo Leone, e anche il figlio Giovanni Leone che era presente. Abbiamo sentito tra l'altro qualche giorno fa. Quindi diciamo, crediamo che questo non è tanto quel famoso detto dovere e com'era, sì, di cui io non sono completamente innamorato, ma forse in questa situazione credo che sia forse la soluzione più
corretta o più logica in questo momento. Cosa diversa quando succedono dei terremoti. Io ricordo il terremoto dell'Aquila, Renzo Piano, dove era e com'era. Io sono andato all'Aquila, sembra di camminare in un outlet, perché vedi tutti questi edifici che sono finti ed è una cosa diversa. Allora lì non va bene com'era e dov'era, ma se è tutto distrutto vai anche con l'architettura contemporanea. Allora, per la politica è importante salvaguardare quello che è il, diciamo in qualche modo, il turismo che riguarda i convegni, no? Il turismo congressuale. In questo senso la sala da 600 posti, per quello che ho capito, anche con la richiesta ovviamente di dissequestro, potrà essere funzionale. Per l'area da 1200, io leggo le parole, riporto le parole del ministro Musumeci: non si tratta solo di trovare risorse, ma anche di correre contro il tempo, e quindi insomma ci vogliono le risorse buone, non solo economiche, ma anche ovviamente quelle per un ripensamento, e qui certamente il vostro ordine professionale farà certamente la parte che merita. Sì, per noi cui... seguiremo tutto il percorso, l'abbiamo già detto ieri, e quindi è ovvio che ci vogliono dei tempi tecnici, ma questi vanno, diciamo, ridotti al minimo, anche perché anche nella realizzazione delle opere occorre la tempistica giusta e non si può, diciamo, correre poi a discapito poi di quello che è la qualità del progetto e di come vengono realizzate le opere. Cioè il solo pensiero che la causa di questo incendio possa essere stato, come sembrerebbe, l'utilizzo di un cannello, di una fiamma su un tetto di legno, diciamo, questo già ci fa capire come spesso bisognerebbe avere un po' più di attenzione e utilizzare tecnologie diverse per risolvere i problemi. Architetto, grazie davvero per essere stato con noi, l'invito, le auguro una buona giornata. grazie. Noi abbiamo una pausa, torniamo con un altro argomento, a tra poco. E siamo tornati a Buongiorno Sicilia. Il mio buongiorno adesso è duplice, perché saluto in studio qui con me Viviana Santanello, regista Buongiorno. e art director, Sì, è così, e sì. poi in collegamento un uomo conosciutissimo che oggi è in veste di ideatore di un progetto bellissimo. Saluto Salvo Filetti. Buongiorno Salvo. Buongiorno. Come Buongiorno a stai? tutti. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, qui siamo ancora a Milano, tra qualche giorno sarò a Catania. Allora, perché dico, tu insomma, stai dando le spalle a un emblema di quello di cui parleremo quest'oggi, perché il 24 novembre va di scena, mettiamola così, la terza edizione di questa iniziativa che è tutta tua e che hai pensato proprio per legare, no, il mondo dell'hairstyle con il mondo reale, perché molto spesso ti sei reso conto che la realtà è come dire, sempre di più quasi un'ambizione, quasi un'utopia, è così. Ma sì, io intanto il tutto parte da una, come dico sempre, un'indignazione con la A maiuscola. Come uomo innanzitutto e come professionista, io mi occupo di bellezza. La bellezza, spesso dico, quando accade perché gli elementi che la compongono si valorizzano. Sì. Esattamente il contrario di quello che succede con la violenza. Se oggi dovessi dire il sinonimo è contrario, il contrario della bellezza non è la bruttezza, è la violenza, è la cattiveria. Per cui vivere e vedere, testimoniare a volte tutto quello che accade nella svalorizzazione costante e continua delle donne, questo è il focus di Generazione di Belle. Senti, E oggi più che mai siamo... Vai Salvo, vai. Siamo impegnatissimi perché la violenza cambia, al di là della violenza, che è sconfortante leggere sempre che il 31%, quasi il 34% delle donne ha subito violenza fisica e sessuale in un arco di tempo, cioè è incredibile già il numero, ma ora a quella dobbiamo aggiungere altra violenza, che è quella digitale, esatto, e infatti che apre scenari a volte anche inquietanti e che vogliamo affrontare in questo evento con esperti, uno per capirli, per portare conoscenza, l'altro per difendersi. Assolutamente. Allora, Generazione Ribelle, i pixel che fanno male, intitolata così questa terza edizione di questa iniziativa, e questo credo che sia il tema di questo tempo, quindi Salvo Filetti coglie ovviamente proprio
la persona tra l'altro sensibile che conosce il suo tempo, coglie quello che è un elemento di pericolo assoluto di questo tempo. C'è con noi Viviana Santanello, che è ovviamente regista di questo spettacolo, ma è anche autrice di un documentario, di un docufilm estremamente emblematico. Che cosa racconti? Allora, in questo documentario raccontiamo semplicemente quello che ogni giorno è davanti ai nostri occhi, nei nostri feed di Instagram, di Facebook, eccetera. Guardando questa violenza simbolica, dobbiamo proprio richiamare alla mente Simone de Beauvoir. Cosa ci dice? Che la donne non si diventa, donne. Guardiamo le immagini, ecco, perfetto, appunto sono immagini tratte da Instagram, immagini normalissime. Quando diciamo che donna non si nasce ma si diventa, lo si diventa con le narrazioni, con quello che noi raccontiamo ogni giorno dell'essere donna. È un'identità in costruzione. Nel momento in cui noi andiamo a costruire questa identità, diventa problematico creare un'identità nuova. Quindi queste narrazioni tossiche che già partono con una skincare, come vediamo, questo è molto significativo, perché oggi noi assistiamo a questo fenomeno che era nel 1800, quando la Venere Ottentotta, che veniva portata come fenomeno da baraccone, veniva fatto negli show freak, dove veniva portata questa donna con questi sederi che erano sproporzionati rispetto al fisico delle donne europee, e quindi veniva portata in Francia, a Parigi, ma anche in Inghilterra, e mostrata come un fenomeno da baraccone. Ecco, questo ci deve far pensare, perché se donne non si nasce, come dice la de Beauvoir, ma si diventa, cosa ci vogliono fare diventare? Ecco, nel momento in cui cancellano, anche per noi donne, quarantenni, cinquantenni, cancellano completamente i nostri volti, non vogliono che appariamo con delle rughe, con delle età, con la nostra storia, quindi con la costruzione della nostra identità, realmente cosa stiamo diventando? Anche la domanda che ci dobbiamo fare è questa violenza che è talmente subdola, nascosta, perché noi l'abbiamo fatta diventare questa norma che è anche l'industria della vergogna in un certo senso, no? Perché noi ci dobbiamo vergognare del nostro volto, del nostro corpo, lo dobbiamo modificare. Addirittura stiamo iniziando le bambine di 10 anni, grandi marchi del beauty, a creare una skincare. La skincare delle bimbe a 6 anni. Bimbe vuol dire che non va più bene neanche un viso di 7-9 anni, questa è la domanda. Allora, Salvo Filetti, è un cartellone bellissimo, pieno di presenze che sapranno dare contenuto. Ci vuoi raccontare come sarà questo 24? Tra l'altro, insomma, stiamo parlando della data che anticipa il 25 novembre. Sì, per scelta abbiamo voluto anticipare di un giorno. A volte il 25 è ricco giustamente anche di eventi istituzionali, e quindi qui abbiamo un parterre d'eccezione con ospiti importanti, con un colpo di scena finale, tra l'altro, perché innanzitutto parlavo prima della violenza digitale, sì. Perché oggi l'esposizione digitale senza consenso, che è il focus su cui dobbiamo concentrarci, il senza consenso, ci si ritrova oggi con elaborazioni fatte dall'intelligenza artificiale, con la propria immagine in scene anche pornografiche. Questo è un dramma che è praticamente senza controllo e che dobbiamo necessariamente affrontare. Dobbiamo capire cosa fare in molti casi, intanto per prevenirlo, ma cosa fare per difendersi. E quindi qua abbiamo il dirigente del centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale, Marcello Labella, che è il massimo esperto che abbiamo su Catania e non solo su questo argomento. Abbiamo Nunzia Scalzo, che è una grafologa forense, una giornalista e scrittrice, ma abbiamo poi Maria Andaloro, che tutti conoscono, che è l'ideatrice di Posto Occupato. Con Antonella Ferrara abbiamo di Taubook, che tutti conoscono, che ha avuto il piacere di collaborare in questo evento. Abbiamo un ospite d'eccezione che è Eleonora Denardi, che è una giornalista e scrittrice. E poi colpo di scena, di solito qua non voglio sbagliare le parole, di solito giustamente coinvolgiamo chi sta da questa parte, dalla parte della vittima, no?
C'è un momento forte perché è un momento teatrale finale in cui i cui attori sono dei detenuti. E qui apriamo un capitolo delicatissimo. Ovviamente sono detenuti le cui pene non sono quelle che hanno a che fare con la violenza sulle donne, sono detenuti che provengono dalla casa circondariale di Messina e coordinati da una compagnia teatrale, la Libera Compagnia del Teatro per Sognatori. Quindi detto questo, questo è un momento importante topico, perché anche il concetto di pena ed è un momento coordinato dalla dottoressa Nunziella Di Fazio, che è la direttrice del carcere della casa circondariale di Piazza Lanza. È utile capirlo, è utile conoscerlo, è utile ascoltare anche l'impegno visto da persone che vivono dall'altra parte della barricata, da chi sta scontando dobbiamo comunque chiudere. una pena. Salvo, ti ringrazio, ma purtroppo non abbiamo più tempo. Facciamo un breve recap, vi chiedo scusa, ma purtroppo lo sapete, arriviamo poi a dover al limite con i nostri telegiornali. Salvo, grazie, perché tu che sei un professionista affermato nel tuo settore dimostri sempre che bisogna avere uno sguardo aperto nei confronti ovviamente dell'altro, e lo fai alla luce del tuo rapporto con la bellezza, è vero? Sì. Quindi anche l'arte in questo senso, chiudiamo con la regista, ha un valore importante. Assolutamente. E una cosa che volevo dire, non è un caso che oggi il patriarcato ha un'altra veste, che è quello dei social, del digitale, e dove il patriarcato trova il suo terreno migliore. Non a caso Le Mogli, il sito Le Mogli, che è quello dove uomini hanno messo le foto delle proprie mogli all'interno, sappiamo tutti, questo ti fa capire come si veste di marketing, di pubblicità, di social media, eccetera. È un'altra veste più subdola, ma che dobbiamo assolutamente cambiare la narrazione. Porte aperte il 24 novembre per Generazione Ribelle, la terza edizione. Attenzione ai pixel che fanno male, perché purtroppo ce ne sono davvero tanti. Grazie ancora. E noi a questo punto guardiamo le stelle? Eh sì, guardiamo le stelle. Eccoci qui, allora andiamo a guardare le stelle e andiamo dunque dal carissimo Marco Amato. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno Roberta e ben ritrovata. Anche a te Marco, hai seguito con attenzione tanti momenti, uno più bello dell'altro stamattina. È vero, sì, è vero, complimenti. Allora, dulcis in fundo, dai, dacci le tue indicazioni. Beh, allora, oggi è una giornata un po' particolare. Volevo tra l'altro salutare e fare omaggio a Alice Dellen-Kessler, ricordandovi che erano due splendide leone. Tra l'altro la loro sincronia ed empatia dipendevano tanto da un segno zodiacale quanto dal fatto che Mercurio e Venere erano congiunti a Nettuno, il pianeta del fratello, quello della sorella e quello dell'empatia. L'empatia è quella che faceva andare a ritmo perfetto questa coordinazione spettacolare che rimarrà sempre nel cuore di tutti quanti noi. Saluti a loro e viva il sole del leone. Dunque, oggi Mercurio ben pensa di ritornare in moto retrogrado in Scorpione, quindi le comunicazioni si fanno un po' più profonde, un po' più analitiche, anche un po' più complicate. Si devono affrontare temi un po' più complessi. Cosa succede quindi nello zodiaco Ariete? Beh, poco importa per voi perdere l'appoggio di Mercurio, visto che avete sistemato tutta una serie di faccende effettive e quindi adesso parlare meno non vi dispiacerà affatto. Toro, per voi ritorna un Mercurio un po' spinoso, un Mercurio che non può più procrastinare tutta una serie di faccende che si devono affrontare sia col partner che al lavoro. Gemelli, Mercurio è il vostro pianeta e fa un passo indietro, per cui vi farà osservare e analizzare dall'esterno un po' l'operato di tutti gli scorsi giorni e gli scorsi mesi, tirando nelle somme in una sintesi importante.
cancro. Per voi Mercurio torna amico, il suggeritore, addirittura è più intrigante in amore e vi porta una nuova dose di fascino e d'attrazione che utilizzerete in una maniera alquanto creativa. Leone, Mercurio torna a proporre delle faccende in sospeso, ad affrontare e confrontarsi su qualcosa che ha a che fare un po' con il legale, con l'economico, con lo stato generale delle cose, che vuole comunque migliorare sempre più. Il Leone ci riesce, deve solo accettare tutta una serie di trafile vergine. Mercurio è uno dei vostri pianeti, per cui ottimo per voi, torna amico, e in Scorpione si fa molto più comunicativo per voi. Qualcuno vi dà un suggerimento importante. Bilancia, per voi il cielo diventa di nuovo affaristico, si devono ritrattare alcune cose, rifare i patti in tutta una serie di faccende che dipendono proprio dall'economia o da come gestite il vostro status quo. Bene in amore, Venere è davanti a voi. Scorpione, torna Mercurio come ospite, mentre il Sole tende a stare gli ultimi giorni con voi. Uno Scorpione che ha avuto una stagione stupenda quest'autunno e che l'inizio di una nuova fase della sua vita con Mercurio ne potrà anche analizzare meglio i risvolti. Sagittario, vi abbandona Mercurio, non vi dispiace affatto perché non avete voglia di mentalizzare un po' troppo, è Marte che domina per adesso nel vostro cielo, quindi azione, passione. Capricorno, per voi Mercurio diventa importante in tutto quello che è la squadra e la coordinazione, per cui riavete un amico, riavete un assist che credevate perduto. Acquario, per voi è un po' urticante questa posizione di Mercurio, proprio perché si spegne un po', volete essere intuiti, non vi volete spiegare, vi nascondete un po' nei vostri ghiacci, come al solito. Pesci, per voi Mercurio torna in Trigono, è stupendo perché vi fa godere di un prolungamento di una fase importantissima, per cui chiudete bene un affare e siate un po' furbi, non potete fare sempre tutto col cuore. E detto questo, a tutto lo zodiaco auguro una buona giornata. Buongiorno Roberta, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te e subito a Lorena Dolci per la chiusura. Sì, in chiusura andiamo a conoscere la mamma, o lei dice meglio la prof di Alexa, uno dei tanti assistenti vocali, cioè la linguista che ha insegnato ad Alexa appunto a parlare italiano, e gli chiedono qual è la prima parola che ha detto. Ciao, sembra banale, e poi naturalmente è partito da zero, difficile insegnarle i dialetti e gli accenti, e poi la comprensione del contesto non sempre chiaro. Un esempio, se noi chiedevamo Alexa metti Vasco, lei rispondeva ok, ho aggiunto Vasco alla lista della spesa, quindi l'ha dovuta anche, oltre che naturalmente insegnargli la lingua, anche contestualizzarla. Come funziona Alexa? È come un'orchestra composta da 70 modelli di intelligenze artificiali diverse che devono eseguire alla perfezione uno spartito sempre imprevedibile. La musica che ne esce è appunto Alexa. Grazie a Lorena Dolci, grazie a tutti voi. Buongiorno Sicilia finisce qui, torna domattina alle 8.